Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta da MAP Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, benvenuti. E allora, programma di intrattenimento, talk show musicale con tanti collegamenti, con tanti ospiti. Stasera, per chi ci segue naturalmente live dalle piattaforme di Io Compro Siciliano, siamo naturalmente un po' tra prima e seconda serata, non è più prima serata. Per chi ci segue in televisione, tutte le televisioni che ci seguono, naturalmente gli orari sono quelli, quindi salutiamo tutte le TV che ci supportano in giro per la Sicilia. Benvenuti, naturalmente noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica e gli ospiti che sentiremo, ce ne sono tanti che vi presenterò anche in questa serata. Ringrazio la produzione di Io Compro Siciliano, voglio vedere il mio braccio destro, il mio femore sinistro, se mi date anche quel ritorno lì, così vedo un po' tutto quello che succede dietro le quinte, sarei anche felice. Vincenzo Biondo, ci sei o non ci sei? Penso che c'è, e allora ti vedo, elegantissimo stasera, il maestro Biondo, jingle! Benvenuto, applauso, gli applausi servono. Buonasera. Quindi posso parlare da qui stasera? Sì, puoi parlare da qui. Che Cosa vuole dire? No, volevo dire grazie di avermi aspettato perché mi dovevo cambiare. Sì, abbiamo fatto tardi stasera. Perché non mi entrava qua. Non ti entrava cosa? Hai messo le predelline? No, è tutto nuovo. La camicia, quindi, tutto nuovo? Sì, Sei sì. tutto nuovo? Prego, si accomodi. Grazie, Vada. Applausi alla regia, naturalmente, al maestro Biondo. Mi faccio lo stacchetto da solo. Si fa lo stacchetto da solo, lei. E allora volevo ringraziare ovviamente Ottica Grasso Occhiali, grande supporto che mi sta dando anche da questo punto di vista, e poi soprattutto non so se già possiamo inquadrare quel corner lì, perché c'è una linea Ralph Lauren da materiali riciclati, quindi insomma è una linea molto importante che trovate da Ottica Grasso Occhiali a Palermo, quindi li ringraziamo e li salutiamo perché ci segue. Ciao Ivan, buona serata. Allora iniziamo subito con gli ospiti di questa prima/seconda serata. Io non ho diciamo giornalisti o conduttori con cui prendermela prima di me, perché non c'era nessuno, quindi adesso ci sono pronto per annunciarvi l'ingresso di una direttrice d'orchestra, la direttora, vediamo se è già pronta dietro le quinte, la direttora della Women Orchestra, Alessandra Pipitone, jingle, eccola qua che arriva sul palco di Sicily on Air. Come va? Un po' di attesa ci sta, alla fine sicuramente chi ci segue, chi ci ama, chi segue questa trasmissione ci sta in questo momento seguendo. Ditemi che la gente si è collegata, condividete anche naturalmente, fatelo sapere in giro che noi naturalmente siamo qui ormai all'8ª puntata. Noi già fatto, Vincenzo, noi già fatto, tamponati. Assolutamente. Ecco, tu reduce del successo di un programma televisione, parleremo tra poco, nazionale, ma anche da una cosa bellissima che hai fatto qualche giorno fa con tutte le tue donne all'Orto Botanico. Sì, abbiamo organizzato un contributo dedicato alla giornata mondiale della terra e insomma ci siamo divertite in parte, visto che poi è capitata una giornata stupenda di pioggia, quindi ci siamo mosse da una parte all'altra dell'Orto Botanico, però dai, è andato tutto bene alla fine. C'è la direttora, accompagniamola alla seduta, prego, si accomodi. Grazie. Vada, ecco, Alessandra Pipitone, applauso. E qua passiamo da un direttore a una direttore a un altro direttore d'orchestra, insomma grandi successi con le sue formazioni. Adesso stasera ci presenta anche un progetto molto interessante. Non ci credo che c'è il maestro Antonio Zarcone. Jingle! Eccolo qua, ben arrivato, buona serata! È lui! In esclusiva direi. Sono commosso. È commosso, finalmente la posso intervistare, finalmente è mio ospite, è una cosa che non capita quasi mai. Ma tu mi fai diventare rosso. No, lei non diventa mai, lei è sempre pallido. Più o meno come la giacca di Alessandro. Scusa. Allora, intanto sono contento di averti qua perché stasera presentiamo un progetto molto interessante, questo connubio con un grande ospite che stasera avremo, che è il maestro Milici, Sì, Giuseppe Milici. Giuseppe, oltre ad essere veramente un carissimo amico, è uno dei musicisti più incredibili,
più bravi, ma soprattutto di quelle persone che veramente ti emozionano È con vero. il nota. Per me suonare con lui è un grandissimo onore. Avete preparato qualcosa di ad hoc anche per noi? Molto Assolutamente USA, sì, molto assolutamente sì, USA. quindi lo scoprirete tra poco. Ma come fai a accompagnare questo? Come Beh, fai? dura, Vediamo, inventati qualche cosa, forse vince. Ci vuole una... vabbè. Il ha maestro visto, Zarcone mi con piace. noi, prego, eccolo qua. Tra gli ospiti di questa serata una coppia che spopola sul